do il benvenuto, buonasera, do il benvenuto a nome del professor Pagliantini, che quest'oggi è assente e mi ha delegato in questo compito, in questo onore appunto di dare avvio al consueto appuntamento autunnale, degli appuntamenti appunto dedicati alla narrativa qui in biblioteca. Quest'anno faremo un percorso particolare, ovviamente diverso da quello che è stato fatto negli anni precedenti, dedicato ai narratori veneti significativi tra 800 e 900 che hanno saputo raccontare la nostra regione, la nostra lingua, la nostra cultura in un modo straordinario. Nel microcosmo sono riusciti ad aprirsi al macrocosmo, sono spesso, in alcuni casi, ad esempio come Comisso o come Parise, non solo scrittori ma anche giornalisti, persone che hanno viaggiato e che hanno saputo coniugare appunto il nostro microcosmo con il resto del mondo e hanno saputo poi osservare il Veneto anche con un occhio che non è solo filtrato dall'amore, ma anche con un certo distacco che ha permesso loro di restituirci un'immagine ancora più particolare, ancora più sentita di quella che è la nostra cultura. È con gran piacere e anche emozione che presento il professor Rolando Damiani, che questa sera ci parlerà di Giovanni Comisso. Il professor Damiani è un grandissimo conoscitore appunto di Giovanni Comisso, oltre che di Giacomo Leopardi. È docente di letteratura comparata, è stato docente di letteratura comparata all'Università di Padova e Venezia Ca' Foscari e ha curato diverse pubblicazioni per i meridiani di Leopardi e soprattutto di Comisso. E quindi gli cedo immediatamente la parola perché appunto ci racconti in quest'ora di chiacchierata quello che è stato Giovanni Comisso non solo per noi ma per la letteratura nazionale, europea e se vogliamo anche mondiale. La ringrazio e grazie a voi. Buonasera, ringrazio la dottoressa Rossi delle sue gentili parole. Per parlare di Comisso dovrei innanzitutto cominciare proprio dall'effetto proprio quasi di straniamento che gli fece proprio al suo esordio. Non esordì precocemente Comisso, era nato nel 1895 a Treviso da una famiglia abbastanza benestante. Suo padre era un commerciante di granaglie, la madre apparteneva a una famiglia, suo padre si chiamava Antonio Comisso, la mamma che si chiamava Claudia Sazza era figlia così di genitori della media borghesia trevigiana e aveva avuto un fratello, Tommaso Salsa, lei si chiama appunto Claudia Salsa, che aveva fatto una grande carriera militare. Questo lo devo dire perché serve poi per capire poi alcune cose anche di Comisso, insomma, no? Ed era diventato generale a un certo punto, era diventato generale. Sul finire dell'Ottocento, negli ultimi anni, insomma, era stato impegnato soprattutto in Africa, nei territori dell'Africa cosiddetta italiana che interessavano naturalmente al colonialismo italiano ed era divenuto a un certo punto anche plenipotenziario, rappresentante del governo, quindi una figura di grande rilievo, capite? Di grande rilievo. Questo bisogna ricordarlo perché molti poi che si occupano di Comisso in guerra, nella prima guerra mondiale, di certe sue, come dire, situazioni e condizioni, non tengono conto che Comisso, quando appunto nel 14 a 19 anni si arruolò nell'esercito, qualche mese prima proprio della chiamata, ma a causa proprio del fatto che era stato bocciato all'esame di maturità e quindi questo gli aveva dato la spinta un po' per lasciare anche la scuola così, insomma, e arruolarsi, però avendo alle spalle uno zio generale che era morto l'anno prima, nel 13, ed era stato insignito di medaglia d'oro al valore militare.
Quindi voi capite, plenipotenziario italiano, medaglia d'oro al valor militare. Quando si presentò alla visita di leva, tu sentirono: commisso, ma lei per caso è parente del generale che era morto l'anno prima, di cui tutti si ricordavano? Eh sì, è mio zio. Beh, allora voi insomma, ci capiamo, insomma, è evidente che chiunque avrebbe un occhio di particolare riguardo verso il nipote di un generale medaglia d'oro, insomma, ecco, ma per spiegare un po' subito, insomma, no? E così certe situazioni così del primissimo commisso, insomma, ancora giovane, così, insomma. Ma ecco, la sua, appunto, diciamo così, adolescenza e primissima formazione era trascorsa nel suo luogo, nella sua città d'origine, abbastanza, diciamo così, mediocramente, tranne per il fatto che era venuto in contatto con una figura che poi nel tempo gli sarebbe rivelata straordinaria, uno scultore di eccezionale genio, il cui nome era Arturo Martini, il quale pure non aveva fatto quasi praticamente le scuole. A stento aveva rimediato una licenza di quinta elementare, quindi vedete a volte come vanno a finire queste storie scolastiche, insomma. Però poi per conto proprio, per i suoi vasti interessi verso le arti, verso la stessa letteratura, no? Aveva cominciato ad interessarsi, era diventato lettore anche dei francesi, dei poeti maledetti, di Baudelaire, dei simbolisti, insomma, no? Aveva 6 anni più di commisso e le conversazioni con quest'uomo di assoluto genio, insomma, no? Che ormai noi lo riconosciamo come tale, insomma, che ci ha dato anche opere così, insomma, che troviamo poi un po' dappertutto, insomma, no? Oltre che al Balbailo un po' sparsi anche per il Veneto, oltre che altrove, no? Io che andavo a Lidiano vedevo sempre il suo famoso Tito Livio, insomma, all'ingresso di Lidiano a Padova, insomma, no? Enorme, così statua, così. Ecco, insomma, ma dicevo, questa figura è stata colui che lo ha educato, capito? Nella conversazione, ed è straordinario, capite, questa, diciamo, questa crescita culturale non scolastica di Commisso. Vedete, la scuola è andata male, insomma, aveva voti piuttosto bassi, insomma, alla maturità l'hanno bocciati in 2-4. Capite? Una cultura non scolastica, insomma, un po' così, insomma, no, da autodidatta, se volete, ma gli autodidatti sono un po' delle figure quasi che ritornano nella storia della letteratura italiana. Poi la signora prima citava Leopardi è stato un grande autodidatta, no? Ha avuto un piccolo maestro, così un precettore, no? Don Sanchini, ma poi a 10-12 anni Don Sanchini era stato eliminato perché non aveva più niente di insegnargli, diceva Monaldo, insomma, no? Quindi sono tanti, insomma, in fondo anche Fosco, in fondo un altro autodidatta, insomma, no? Quindi ce ne sono tantissimi, insomma. E a volte non andare a scuola per figure così geniali che abbiano proprio nette propensioni verso, diciamo, le arti, che siano la letteratura, la pittura, ma direi anche la musica. Io sono stato da ragazzo molto amico, ho fatto anche delle cose con lui, di Giuseppe Sinopoli, che poi è diventato un compositore e anche un grande direttore d'orchestra, insomma. Lui è diventato direttore d'orchestra, per esempio, cito un caso abbastanza recente, purtroppo è scomparso, no? Senza aver fatto mai un'ora di conservatorio, insomma, no? Era un altro caso straordinario, eppure dopo ha diretto in tutto il mondo, insomma, no? Ha inciso dischi su dischi per la Deutsche Grammophon, cioè la più importante casa discografica di musica classica, insomma. Cioè, quindi ci sono questi casi, insomma. Questo è un po' da tenere presente anche per quello che poi diremo successivamente su di lui, insomma. Quindi, diciamo, il grande poi evento della sua vita è proprio la guerra. La guerra sono proprio questi luoghi, no? Questi luoghi sacri alla patria, insomma, i suoi anche, diciamo così, di formazione, insomma, no? Però la guerra, no, nella quale egli poi si trova senza mai in realtà andare al fronte, no? Perché giustamente, diciamo così,
i suoi protettori, diciamo pure così, intanto ci si può intendere senza mancare in nessun modo di rispetto a nessuno, no? L'avevano deviato verso il genio telegrafista, insomma, gli ingegneri telegrafisti, i quali erano anche su posizioni a volte pericolose, molto pericolose, quando andavano, e ci sono per esempio delle descrizioni nel grande libro di guerra che poi Commisso così insomma cominciò a partire dalla fine proprio della guerra, ma che in realtà ebbe una gestazione molto lunga e finì pubblicato solo nel 1930, cioè parlo di Giorni di guerra, che è uno dei grandi libri sulla prima, ma a livello proprio europeo e direi proprio mondiale, sulla prima guerra mondiale, ma senza proprio avere timore, tenendo ben presente anche tutti gli altri grandi libri in altre lingue che sono stati scritti, insomma, ne conosco parecchi, insomma, posso dire con certezza che il libro di Commisso è uno dei massimi, insomma, anche se ha un taglio molto particolare, di cui adesso ci abbiamo un po' a parlare, insomma. Comunque la guerra è un momento, diciamo così, determinante per la formazione, insomma, e naturalmente lo espone egli l'affronta con questo suo animo che era così un po' sì, insomma, anche si può dire con questo suo animo che si era accostato alle arti, diciamo, con questo entusiasmo che aveva acceso in lui Martini, parlandogli direttamente, mostrandogli anche le sue opere, insomma, le opere che stava già in quegli anni così, insomma, forgiando, insomma, no? E quindi attraverso, diciamo così, questo contatto diretto, insomma, si era acceso questo entusiasmo, questa sorta così di amore per il bello, per l'arte, insomma, che se volete era anche qualche cosa di, sì, appunto, di istintivo, se si vuole anche per certi aspetti anche molto ingenuo, insomma, un po' anche, adoperiamo la parola che si usa, no, in questi casi, naif, insomma, c'è molta naivete, insomma, è anche naif il giovane Commisso, capite, insomma. Però, ecco, questo è il punto, insomma, però queste accensioni, questi stati, diciamo così, di entusiasmo, un po' anche incosciente, insomma, in certi destini, poi, gli artisti, insomma, sono decisivi, insomma, non ci deve essere, capite, anche talora, capite, questo impeto, insomma, no? Ed è l'impeto con cui, e anche in un certo senso, il paradossale divertimento, oso dire, che poi ritroveremo nelle pagine di Giorni di guerra, insomma, no? Che accompagna così l'avventura di Commisso nella prima guerra mondiale, in mezzo peraltro a situazioni anche drammatiche, ovvie, insomma, no? C'è una famosa scena, no, di Giorni di guerra in cui egli, così, che si è, come dire, durante una breve pausa che gli è stata concessa, insomma, no? Così sistemato, insomma, in una valletta un po' riparata, vede in lontananza, insomma, un gruppetto di militari, insomma, una pattuglia, insomma, no? Che trasportano un soldato, lui dice a seggiolina d'oro, capite, come per i bambini, e in apparenza crede che si tratti di un gioco, pensa che si tratti, e poi invece capisce che non è così. Quando lo depositano, lui a un certo punto lo vede sparire dietro un masso in lontananza, non capisce, e poi sente colpi e vede che anche si spostano questi altri, e poi sente dei colpi di fucile. Era un'esecuzione militare, capite? Una delle tante, purtroppo, no, esecuzioni, no, che sono state fatte, no, per militi che per varie ragioni non si allontanavano dal fronte, oppure non obbedivano agli ordini così, insomma, che ricevevano proprio dettagliatamente, bastava pochissimo, insomma. Ecco, e lui assiste, capite, a questa scena atroce, insomma,
innanzitutto con un sentimento quasi giocoso, giovanile, come se si trattasse, capite, di un gioco. Insomma. Questo, ho citato questo episodio, che in fondo è così una piccola parentesi all'interno del grande racconto, insomma, no? Dell'esperienza sua durante la guerra, insomma, proprio dal momento del suo arruolamento fino proprio alle campane proprio dopo la battaglia del solstizio, insomma, no? Ecco, insomma, no? Ma l'ho citato per dire qual era un po' anche il suo stato d'animo, cos'era che egli si attendeva, magari poi venendo totalmente smentito dai fatti, insomma, ma poteva avere appunto questo atteggiamento quasi, capite, di qualcuno che si aspetta anche così giocosità, come per esempio quando, non so, durante una perlustrazione, insomma, no? Anche pericoloso, insomma, e lui che ha già ottenuto i gradi di caporale, insomma, che ha fatto un corso a Udine e ha ottenuto i gradi di caporale, insomma, che era entrato come soldato semplice, ma non era da titoli, no? Abbiamo detto era stato bocciato, poi successivamente gli avevano concesso sempre tramite anche un occhio un po' di riguardo verso di lui, nipote della medaglia d'oro, plenipotenziario italiano, generale, cui tra l'altro sono dedicate ben 2 caserme nel Veneto, sono 2 le caserme, una delle quali ancora conserva il nome di Tommaso Salsa, che sono rimaste nel Novecento, quindi per dire l'importanza, insomma, di questo, ed era il fratello di sua mamma, insomma, quindi, peraltro il commisso è sempre stato legatissimo alla madre Claudia, insomma. No, dicevo, appunto, quando appunto in un'occasione è stato mandato, insomma, no? E poi a un certo punto si sparpagliano perché ci sono degli alberi di frutto e vanno a prenderli così, insomma, senza neanche, e lui così tollera questa cosa che è una grave infrazione in realtà, un'azione militare, di arrampicare sugli alberi e prendere la frutta, insomma, no? Ma questo, diciamo così, insomma, è il momento anche così in cui viene come dire, in evidenza questo suo occhio, insomma, questo suo sguardo di cui poi si parlerà tanto nella storia critica relativa al commisso, insomma, e sarà chiamato già dai primi interpreti, no? Lo sguardo estetico di commisso. Egli stesso poi lo confermerà, dirà a più riprese: per me guardare gli uomini era come guardare un paesaggio, erano un fatto di natura per me. E tante altre cose provengono appunto da questo suo modo di vedere la realtà, insomma, no? È un uomo innamorato dell'aspetto proprio, come dire, visivo della realtà, insomma, no? Non cerca tanto, cioè, la profondità in lui. Nell'introduzione al Meridiano che ho riletto dopo 20 anni per venire qui anche così per curiosità, nella mia introduzione, no, che ho fatto appunto 20 anni fa, insomma, ho visto che a un certo punto dico che in fondo a lui si potrebbe applicare la famosa sentenza, insomma, di Friedrich Nietzsche, che peraltro è uno dei suoi autori, insomma, che gli giungono tramite la lezione di Arturo Martini, che era un lettore anche di Nietzsche, insomma, no? Quindi dobbiamo pensare che Nietzsche già nel primo Novecento, qui siamo, fate conto, nel 1912, il commisso del 95, quindi lo conosce più o meno quando ha 16 anni. Dico che appunto Nietzsche, si poteva citare Nietzsche, per il quale la superficie per alcuni può essere nient'altro che la profondità non può essere altro che una increspatura della superficie, capite? Come un'increspatura, tutto si svolge sulla superficie delle cose, insomma, su un piano puramente quasi ottico, insomma, di osservazione, insomma, no? Dove peraltro si può trovare, insomma, e questo, insomma, no? Questo senso, insomma, capite, del bello, insomma, del fascino proveniente dal mondo naturale, insomma, che in commisso è fortissimo, è decisivo, insomma. Poi egli nel tempo si anche ribellerà a questa sua
condizione, questo suo modo di guardare al mondo, insomma, no? Questo suo stato quasi proprio di viaggiatore in mezzo alle cose. Anche per l'aspetto, diciamo così, cinico, cioè più che cinico, diciamo così, oltre morale, insomma, al di là della morale, insomma, al di là del bene e del male, se volete, insomma, che ciò può comportare, insomma, no? Comunque, insomma, l'esperienza appunto della guerra è uno dei momenti salienti, insomma, di questo suo sviluppo di personalità. Tuttavia, tra la fine della guerra e i primi anni '20 c'è un momento, come dire, di stasi, insomma, no? Comiso poi ne parlerà anche nelle mie stagioni, cioè il libro biografico, no? Che nascerà dagli anni 40 e i primissimi anni 50, che avrà poi varie edizioni, insomma, è una delle grandi opere sue, insomma, no? In cui racconta appunto varie fasi della sua vita, fino al 45, insomma, cioè fino alla fine della seconda guerra mondiale, insomma, no? E appunto dirà in quei casi, insomma, ricorderà che passava lunghe ore, insomma, a prendere il sole nudo sulla terrazza di casa sua a Treviso, insomma, riflettendo su di sé, su quello che voleva essere. In realtà non sa bene lui stesso quando ritorna dalla guerra, come molti altri, no, fortunatamente o anche miracolosamente incolume, no? Cosa gli può capitare, insomma, non sa nulla, insomma. Comincia a redigere dei taccuini, questi sono molto importanti. Nel 16, tra l'altro, in precedenza, proprio mentre era proprio ancora militare, era uscita una piccola plaquette per un piccolo editore di Treviso, Stamperia Vianello di Treviso, una piccola plaquette con uno schizzo, un profilo disegnato da Arturo Martini, che poi diventerà famosissimo, questo disegno di Arturo Martini, no? Impresso proprio sulla copertina, insomma, e una plaquette di poesie. Curioso questo volumetto, che poi fu negli primi anni '80, Lippi, direttore della Civica di Treviso, ne fece una ristampa anastatica, insomma, ne ho una copia, insomma, è preziosa perché è un volumetto prezioso, in grandissima parte introvabile, insomma, se non proprio per un colpo di assoluta fortuna, insomma, dove appunto ci sono poche poesie di tipo prosastico, diciamo in verso libero, insomma, poesie talvolta sono come delle illuminazioni, dei flash. Per esempio, una che fece molto scalpore presso i genitori, che inorridirono, era semplicemente costituita da queste poche parole: i contadini nei campi parlavano. 3 versicoli: i contadini nei campi parlavano. Sono come flash, illuminazioni, un po' vagamente, diciamo, alla maniera di Rimbaud, solo che Rimbaud sapeva maneggiare il verso anche in modo magistrale, ha imparato molto rapidamente, ma a parte questo, insomma, per dirvi che tipo, anche alla poesia, in queste sue forme come sue, insomma, questi suoi esordi, insomma, si accostava sempre con questa sua però tendenza, capite, alla prosa. Infatti egli sarà soprattutto un particolarissimo prosatore, insomma, no? Un particolarissimo prosatore. Poi vediamo anche, lo vedremo anche come narratore, ma adesso cominciamo un po' a vederlo, insomma, in queste sue prime manifestazioni, insomma. La cosa divertente fu appunto lo scandalo presso i genitori, perché Martini si preoccupò di dare un libro, cioè una copia, insomma, di questa plaquette, insomma, costituita da poche pagine, ai genitori, che rimasero, insomma, e poi gli scrissero, ma era proprio il caso di fare una cosa, ma anche imbarazzati presso i familiari che l'avevano visto a casa loro, poi a degli zii era stato anche dato, insomma, e in tutta Treviso, nonostante, dico,
Arturo Martini, furono vendute solo poi 3 copie di questa prima pubblicazione di Commisso, 3 copie insomma, furono vendute, insomma, benché fosse di costo bassissimo, insomma. Dicevo, quindi dopo la fine della seconda guerra mondiale viveva così, insomma, incerto, insomma, però già intrecciava qualche rapporto, anche epistolare. Nel 19 ottiene, con la scusa di studiare a Roma, di finire gli studi e di poi entrare in un'università per laurearsi, cosa che poi egli lo farà a Genova, ha un periodo, insomma, no? In cui appunto con questa scuola, insomma, soggiorna a Roma e conosce Arturo Onofri, che è un poeta di notevole anche caratura, insomma, di tutto rispetto, con il quale tramite Martini, insomma, era entrato in relazioni epistolari. Poi conosce Filippo De Pisis, che è in rapporto con Onofri, con Arturo Onofri, e che sarà un amico costante di Commisso, con alti e bassi, insomma, anche poi gli italiani saranno dei momenti in cui Commisso perderà la pazienza con lui, anche De Pisis, così, insomma. Però diciamo così, è tanto vero che poi Commisso consacra, no? Un libro anche abbastanza importante nella sua produzione, che si chiama Mio Sodalizio, no? con De Pisis. Non nomina solo con il cognome, solo inizia con De Pisis. De Pisis, quando ormai De Pisis era diventato un pittore, ma De Pisis come pittore è un altro autodidatta in tutto e per tutto. Anzi, De Pisis inizialmente vuole essere poeta e scrittore, e ci ha lasciato in effetti tra l'altro un libro, La città delle 100 meraviglie, insomma, che conosco molto bene, insomma. Ho un'edizione a casa anche molto, per me almeno molto preziosa, che è un bellissimo libro su Ferrara, sulla città nativa, insomma, che rivela anche un talento non da poco, insomma. Ma poi successivamente diventa pittore. Vedete quando i casi a volte, no? Queste affinità che poi si rivelano, insomma, no? Straordinarie. Insomma. Quindi già cominciano, diciamo così, le sue conoscenze, però il momento poi straordinario per Commisso sarà Fiume, cioè il grande evento dell'occupazione dei legionari di D'Annunzio a Fiume, insomma, quelli partecipa direttamente. Partecipa direttamente perché sul finire del 19 viene richiamato sotto le armi, perché ci sono dei momenti difficili e non si potevano i sottufficiali richiamare. Lui viene richiamato e viene mandato di stanza, mi pare verso Aurisino, voi capite che è poco prima di Trieste, no? Ecco, e da lì viene informato, no, dell'arrivo di D'Annunzio con la sua prima pattuglia, che poi aumenta sempre di più dei legionari. Allora cioè, no, neanche abbandona, ma entra a Fiume con un reparto dell'esercito regolare comandato da un maggiore e da un capitano, che lasciano, affrontando, diciamo così, il pericolo anche dell'accusa di insubordinazione, che lasciano l'esercito e si spostano a Fiume. Lui entra e da quel momento resta a Fiume e come dire, conosce tutte le varie vicende. È un momento, in certo senso, è un momento quasi aureo per certi aspetti della sua vita, perché più avventura di così, più azzardo, Fiume lui lo dice a più riprese, e poi è il teatro del suo primo esordio, che è già straordinario il suo primo esordio, insomma, no? E cioè il Porto dell'amore, insomma, che è un volumetto del 1924, no, che esce anche questo, insomma, no, per una stamperia, piccola stamperia trevigiana, insomma, e che poi ha successivamente, insomma, no, una ristampa nel 1926 che comincia a circolare e finisce in mani importanti, finisce nelle mani di Sergio Solmi, poi poeta e critico letterario anche di Leopardi, di Rimbaud,
finisce nelle mani di Eugenio Montale, capite? Finisce nelle mani del giovanissimo Contini, cioè il grande Franco Contini, che poi è il padre eterno della critica letteraria italiana, cioè, capite, insomma, cioè finisce nelle mani giuste. E poi successivamente De Robertis, che peraltro aveva stroncato a De Robertis, forse Martini gliel'aveva mandato, insomma, Giuseppe, il vecchio De Robertis, non Domenico, il figlio, che è stato anche famoso, anche critico e professore di letteratura italiana, il vecchio Giuseppe, quello della voce, insomma, no? Cioè quello degli anni 20, 30, eccetera, insomma, l'aveva stroncato, insomma, nel Zevirino, proprio mi pare proprio per la voce, insomma, aveva stroncato, insomma, questa pubblicazione, dicendo che era un dilettante, un buffo, insomma, che voleva così, insomma. Poi invece diventerà un suo critico, insomma. Ma appunto lo scenario di Giorni di guerra, insomma, no, del Porto dell'amore, insomma, è tutto quello di Fiume, insomma. Cioè la città, diciamo così, dell'arte trionfante, come la vuole D'Annunzio, città che vuole sperimentare tutto, città rivoluzionaria, città che accende un interesse europeo e mondiale, insomma. Proust vorrebbe dedicare, poi non lo farà perché Proust in realtà muore nel 22, insomma, vorrebbe dedicare un capitolo della Recherche proprio anche cioè inserire all'interno di alcune pagine della ricerca anche un riferimento preciso, insomma, no? ad Annunzio, insomma, che egli aveva conosciuto durante il passaggio negli anni 10, 13, 14, no? Prima poi che si andasse verso quella costa atlantica dal Cascion, cioè dopo la fuga dall'Italia per debiti, insomma, dopo aver abbandonato, no, la villa a Fiesole, insomma, no? Ecco, D'Annunzio, insomma, l'aveva conosciuto di passaggio ma per dire, insomma, no, Fiume è un momento straordinario, non dobbiamo mai dimenticarlo, insomma. Lenin diventa pazzo per la vicenda di Fiume. Quando si presenta la prima delegazione del Partito Comunista fondato nel 1921 e Lenin è ancora vivo, insomma, no? Queste cose bisognerebbe saperle, per questo io le dico, se per caso qualcuno non le sa. Cioè, con Lenin, tra cui tra l'altro c'è anche Gramsci, che fortunatamente non è ancora incarcerato, povero caro, insomma, no? E dice, ma sareste voi rivoluzionari? Io in Italia conosco un solo rivoluzionario, si chiama Gabriele D'Annunzio. E perché? Perché Lenin aveva letto la Carta del Carnaro, insomma, cioè la Costituzione della Repubblica di Fiume, che tra l'altro era stata scritta insieme con l'aiuto di un esule russo, che aveva conosciuto anche Lenin, insomma, no? Che aveva avuto anche un ruolo politico in precedenza, insomma, no? e che D'Annunzio aveva a un certo punto eletto come ministro degli esteri, insomma. Quindi proprio anche da un russo, insomma. E viene studiata anche a scuola, insomma, la Costituzione, è una Costituzione di pretta marca socialista, insomma, libertaria, dove si chiede naturalmente, si esige la parificazione tra il genere maschile, tutte le varie questioni di adesso, il genere, completamente superate, insomma, no? Libertà d'amore, quindi niente questioni, non so, appunto, omosessualità, tutte queste cose assolutamente, come dire, rientrano nella sfera individuale che non può essere in nessun modo sindacata, tutte, capite, tutte riaperture grandiose, insomma, se vogliamo, rispetto anche, diciamo, alla mentalità nostra, anche di adesso, insomma, no? E quindi, no, per un uomo come Commisso è stato, in più Commisso a Fiume incontra anche un'altra delle grandi figure della sua vita, e cioè questo Guido Keller, che è uno diciamo quasi degli eroi della Prima Guerra Mondiale, no? Uno dei piloti appunto della pattuglia di Baracca, di Francesco Baracca, insomma, e ha un strettissimo rapporto di amicizia con Guido Keller, che considera in quel momento in pratica il suo maestro, insomma, e con Guido Keller fonda questa rivistina yoga, insomma, che è interessantissima, che pubblica soltanto 3 numeri sul finire del 20, proprio nelle settimane di poco successive alla fine dell'avventura
di Fiume, perché la metropolitana di Fiume dura tra la fine autunno del 19 e il famoso giorno del Natale di Sangue del 1920, insomma. Ecco, insomma, ecco, quindi questo momento straordinario della sua vita, insomma, che poi comincia un po' a rielaborarsi con le cose che al ritorno a casa, a Treviso, no, comincia, insomma, no, a scrivere, un po' spostandosi, sempre in cerca di lavoro, avendo un lavoro anche a un certo punto come commesso di libreria a Milano, passando per Genova, laureandosi in legge non si sa come, bravissimo lui, insomma, fate conto, 16 esami in un anno, insomma, una cosa, evidentemente per i reduci di guerra, comunque la laurea naturalmente non gli serve assolutamente a nulla, probabilmente i suoi professori, anche capendo questo, gliene consentono, insomma, no? Comunque si laurea, è dottore, insomma, in legge, anche commesso, insomma, mi pare proprio nel 21 a Genova, insomma. E poi, insomma, cominciano appunto i suoi scritti, insomma, che poi, diciamo, ritroveremo, cominciano le sue intanto anche collaborazioni ai giornali. Comincia, sarà un giornalista, direi, da una parte per vocazione, perché ha una tendenza a quello che sarà, diciamo, uno di fiore all'occhiello, proprio anche in un certo senso della letteratura italiana, cioè l'elzevierismo, cioè la critica letteraria da terza pagina, come poi sarà chiamata, no? La critica letteraria da terza pagina, insomma, no? Oppure anche il racconto appunto che viene inserito, diciamo, no? Nella terza pagina, insomma, che è durato in fondo fino all'altro ieri, fino alle variazioni di Montale sul Corriere e un po' oltre, ecco, insomma, no? Quindi era proprio il suo tipo anche di prosa, si prestava molto, insomma, a queste sue scritture agili, brevi anche, insomma, e comincia, diciamo così, innanzitutto anche proprio con i giornali locali, insomma, no? L'Eco del Piave, collabora a Camicia Nera, che ha il titolo certamente il nome del giornale, insomma, dà un'idea dei tempi che sono cambiati, siamo ormai nel 22. Queste sue collaborazioni anche, e certe anche sue amicizie poi faranno parlare qualcuno. Vi ho assistito in gioventù a una grande lite tra Isnenghi, che è un famoso bravo professore di storia moderna, e Nico Naldini sul Commisso in Camicia Nera, insomma, e sono volate parole grosse, che Isnenghi insisteva su questa adesione, aderenza almeno iniziale. Naldini, io naturalmente sono stato dire ero anche un ragazzo, non potevo permettermi così, insomma, però ho sentito proprio de visu e anche di ascolto, insomma, a queste parole che sono scambiate un po' violente, insomma. Ma io devo dire che io sono d'accordo su questo con chi ritiene Commisso essenzialmente un impolitico, nel senso proprio anche se volete di Thomas Mann, Considerazioni di un impolitico, che è un libro proprio della fine dopo la prima guerra mondiale, no? Scritto paradossalmente anche contro il fratello, oltre che contro anche Romero, insomma, no? Cioè è un impolitico, non è un uomo adatto, insomma, cioè è un uomo che tutt'al più potrebbe, insomma, se mi permettete, una cosa che mi viene in mente adesso, in questo momento, insomma, no? Come il celebre personaggio di Puccini, vissi d'arte e d'amore, muoio disperato, insomma, capite? Perché alla fine poi la sua senescenza fu anche così, sì, insomma, fu molto difficile, insomma. Nell'intitolazione che io ho dato anche a questo incontro, insomma, Commisso attraverso il tempo, ho ripreso il titolo di una sua raccolta del 1968, dove ci sono dei racconti anche molto belli, devo dire, insomma, comprese l'Osteria dei Tre Scalini, insomma, che mi pare chiuda anche la raccolta, e dove sono appunto dei racconti, insomma, che sono dedicati proprio allo scorrimento del tempo, all'azione del tempo su di noi e sull'autore, sull'io di
Commisso, insomma, che è sempre in gioco quando scrive, insomma, anche nei suoi romanzi Commisso è sempre in gioco, sono sempre degli alter ego di Commisso, insomma, no? Che entrano nella stessa narrazione. E devo dire, insomma, che naturalmente il tema dell'azione del tempo, della distruzione che il tempo opera, innanzitutto nel fisico, e non è poco per Commisso, perché naturalmente la bellezza ha a che fare con la gioventù, insomma, c'è poco da fare, insomma. Anche gli dei della Grecia sono Apollo, Venere, ci compaiono in una loro condizione primaverile, insomma, no? Non a caso poi nella famosa canzone, a proposito di Leopardi, no? Dedicata ai miti greci, che Leopardi chiama Favole antiche, la canzone si intitola Alla primavera, o delle favole antiche, insomma, no? Alla primavera, perché la primavera è il momento, insomma, in cui il sorgimo della vita, ma anche nella primavera della vita, insomma, no? E gli esseri umani hanno la loro, diciamo così, forma così più avvincente, insomma, più seducente, insomma, no? Ecco, quindi il tempo è una riflessione costante ed è anche un timore in Commisso, insomma. Però in questi suoi primi scritti c'è sempre, e infatti questo primo Commisso è quello che in un certo senso, per molti, cioè è vero che il Commisso resta costante e non muta, e anche il Commisso ultimissimo, quello per dire del lemma di poesia nel secondo sillabario di Parise. Parise era molto legato a lui, il Commisso aveva presentato, no, nel 1954 nella famosa riunione di San Pellegrino Terme, in cui uno scrittore e un poeta vecchio presentava uno scrittore e un poeta giovane, no? Commisso presentò Ungaretti mi pare che presentò addirittura Pintorto, mi pare, no? E Commisso presentò Parise, insomma, che nel 1954 era autore del Prete Bello, oltre che delle sue due prime, insomma, Il ragazzo morto delle comete, ecco, insomma, no? E quindi Parise gli era molto legato, anche effettivamente, insomma, e ci ha lasciato un bellissimo ritratto di un Commisso ormai così, insomma, in preda ormai a una sorta di demenza senile, che ascolta la lettura di alcune pagine di Amori d'Oriente, il libro che era poi uscito tardivamente nel 1947 e che era rimasto a giacere già nella sua composizione compiuta negli anni 30, ma anche per motivi di censura, insomma, no? Che poi esce nel dopoguerra. E appunto ascolta alcune cose, batte le mani così, sorridente, si mette a scoppia a ridere, poi diventa... ma è già un Commisso malatissimo che di a poco morirà, ma in quella condizione così anche, se volete, di una condizione quasi fanciulla e anche giocosa, insomma, in questi suoi scoppi di riso di cui parla, appunto, insomma, cioè il Commisso, insomma, anche, cioè, insomma, ritrovava in questo suo stato se volete quasi, se mi permette la parola, di moribondo, insomma, una condizione così, insomma, giovane, infantile quasi, insomma, che in fondo lui aveva sempre guardato come un momento meraviglioso di apertura verso la vita, insomma, quindi sì, era un momento di sofferenza, ma era anche così in questo suo stato come anche di assenza, se volete, di pensiero, altra grande questione, di cui lui parla nel suo stesso diario, dice: non sono portato al pensiero, meraviglioso che dica questo, meraviglioso, non sono portato sono portato molto all'osservazione, a sentire il ritmo delle parole, insomma. Non sono portato al pensiero, al ragionamento, lo dice lui stesso. Quindi tutto deve passare attraverso, per così dire, il vissuto, e altra cosa fondamentale, attraverso la sua esperienza personale. Il suo io, cioè c'è uno straordinario egotismo, se volete, insomma, in lui, straordinario, insomma, cioè è lui stesso anche la materia del suo racconto, insomma. E infatti poi in queste sue prime cose, sia
nel Porto dell'amore, no? Che racconta a pezzi, a sprazzi, a momenti, insomma, no? Episodi della vita sua e del suo piccolo gruppo, insomma, con Guido, con l'amico per eccellenza che è Guido Keller, no? A Fiume, insomma, no? I discorsi fatti sotto gli alberi, in piazza, a Fiume, sotto il famoso fico dove si riunivano, no? Così, quando poi si allontanavano un po' verso la campagna in cerca di luoghi appunto dove mangiare qualcosa, bere, cantare, o parlare anche semplicemente di questioni anche un po' così, insomma, non so, anche esageratamente complesse, insomma, non so, l'abolizione del denaro, di queste cose, insomma, poi magari mezzi ubriachi ragionavano, insomma, poi insieme naturalmente a compagne un po' trovate, un po' perché c'era tutto questo gioco anche naturalmente del libero amore e naturalmente molto anche di filia greca, insomma, la filia greca come tra Patroclo e Achille, e che naturalmente comportava degli aspetti anche che noi chiameremo più semplicemente di omosessualità, insomma, no? Che in fondo è appunto anche la filia greca, insomma. Ed è molto probabile che questa sua tendenza, diciamo così, questa sua sessualità così, insomma, no? Senza frontiere, incomincia sia anche un frutto anche di questi suoi anni, insomma. Poi peraltro lui sarà sempre legato alla reticenza e alla copertura, così, insomma, quella che appunto anche scrittori della sua stessa, diciamo così, confraternita, anche adesso, anche ormai nella loro tarda vecchiezza, di gran lunga preferiscono all'esibizione, all'outing, come ora si dice, insomma. E infatti poi, anche quando parlerà dei suoi amori con giovani, anche nei suoi romanzi, preferirà presentarsi in certi casi addirittura in sottospoglie femminili, quindi non ne parlerà mai in questi termini. Comunque, per tutte queste cose che ora vi racconto, insomma, no? È del tutto comprensibile che Montale, recensendo il Porto dell'amore, dica che si tratta di un esordio per molti aspetti così, insomma, affascinante, insomma, non sa ancora nulla di Comisso, assolutamente affascinante, però dice anche non si capisce chi sia Comisso, non si riesce, si pensa che possa essere uno scrittore indefinibile. Ha già un'intuizione straordinaria di Montale, che anche come scritto eterno scherza mica. Pensate, è del 1924, potete leggere questa recensione del Secondo Mestiere, i 2 volumi di scritti letterari e recensioni di Montale che si trovano anche nei Meridiano. Il secondo tomo, che raggruppa questi vari scritti, trovate anche le recensioni di Montale. E di lì a poco, insomma, già altri parlano di un alieno, insomma, di un alieno, insomma, di uno scrittore che sembra caduto da un altro pianeta, insomma. Cioè, parlo della... Perché, diciamo, questa singolarità che rende un po', diciamo, che anche un po' ostacolato. Comisso non è uno scrittore difficile, è uno scrittore facile, se volete, è uno scrittore facilissimo, con una prosa piana, che non ha una prosa... ha una prosa letteraria, sì, ma a modo suo, così dire, capite? Molto a modo suo, insomma, no? Non è come dire, non è un letterario come, non so, alla Bacchelli, insomma, come certi autori appunto che andavano di moda negli anni 20, tra gli anni 20 e gli anni 30, no? Per dire, quando si dice un'esperienza di prosatori d'arte si pensa, non so, a Cardarelli, a Bacchelli, allo stesso Prezzolini, se volete, insomma, no? Cioè, una certa, diciamo così, stilizzazione della prosa, insomma, no? Non è così, insomma. Quindi naturalmente anche il dannunzianesimo in Comisso è
in pratica è capovolto, insomma, benché sia stato tanto in fondo anche segnato dalla stessa presenza di D'Annunzio nella sua vita, ma non c'è quasi per nulla d'annunzianesimo in Commisso, insomma. Benché, cosa singolare da tenersene presente, e io lo dico a volte anche parlando con colleghi, gente così, quando si parla di Commisso, l'oralità, la parlata di Commisso era una parlata assolutamente letteraria. Io ho conosciuto tanti scrittori veneti e so benissimo che avevano una parlata con accento a volte molto percepibile della loro provenienza, casi clamorosi, non so, Zanzotto per dire, no? Che è sempre rimasto fedele, insomma, la sua bellissimo, no? Poi dicendo delle cose intelligentissime molte volte, no? Ma comunque, oppure non so, lo stesso Parise aveva una parlata sotto la quale si sentiva la sua vicentinità, insomma, si sentiva, capite? Insomma, ma si potrebbero fare un'infinità. Commisso aveva una lingua straordinariamente normativa quando parlava, insomma, cioè l'italiano normativo, un po' da persona colta, capite? Insomma. Ed è singolare perché la sua prosa non è dialettale, non è uno scrittore dialettale, ma la sintassi e l'articolazione, no? Che sembra reggersi con il respiro, come ha detto stupendamente la sintassi di Commisso, ha detto Gianfranco Contini, no? Sembra reggersi talora sul respiro, e così anche dice la sua punteggiatura, che è una punteggiatura così, insomma, a estri, ad alti e bassi della sua stessa voce, insomma, no? Tutto questo, insomma, no? Se volete, dipende sì dallo studio, è anche calcolato, ma ha a che fare anche, diciamo così, con la dialettalità, quindi c'è una presenza, ma come direbbe uno studioso di linguistica, di grado zero, capite? È grado zero, la dialettalità in Commisso è così, è sottostante, è soggiacente, a grado zero, però c'è nell'articolazione della frase, nella costruzione, in certi anacoluti, capite? Questo è anche dà l'idea della singolarità di questo scrittore. È uno scrittore molto particolare, insomma, che in realtà non è, Contini ha cercato, che è stato uno dei suoi interpreti maggiori, insomma, no? L'ha inserito nella letteratura dell'Italia Unita, la grande raccolta pubblicata da Sansoni, no? Appunto dopo gli anni, alla fine degli anni 60, insomma, che è un po' il canone, un po' alla maniera di Contini, insomma, della letteratura italiana tra 8 e 900, insomma, e Commisso lì c'è, anche perché Commisso era amato proprio come scrittore da Contini. Però ciò nonostante, paradossalmente, insomma, cioè questo scrittore che ha, diciamo, degli aspetti assolutamente anche popolari, anche nella sua stessa propria produzione, perché è, diciamo così, molto attento all'attualità, è un giornalista, è un viaggiatore, racconta un po' il mondo, viaggia per il mondo, arriva in Cina, non mi ricordo una volta a Moravia che disse appunto, penso che c'era in Cina, a Pechino, nel 1930, Commisso. E chi c'era tra gli scrittori del mondo occidentale, insomma? Capite? Cioè, nel 1930 a Pechino, insomma, diciamo, è un caso clamoroso quasi, no? Anche insomma, una persona, quello fu un'occasione che gli fu offerta dal Corriere della Sera, d'accordo? Insomma, questo viaggio così verso l'Oriente, poi che lo portò anche verso il Giappone, anche l'idea, insomma, di questo suo peregrinare, di questo gusto così dell'avventura, di vedere il mondo, di conoscerlo, sempre poi con questo sguardo assolutamente di superficie. Pensate, Commisso ci descrive la Cina anche con delle pagine di grande intelligenza, proprio sull'insensibilità, sulla sensibilità cinese, sulla cultura cinese, insomma, in un certo senso anche di antropologia quasi, ma non ha studiato nulla.
cioè opere anche molto importanti, già uscite nel primo Novecento, non le conosce assolutamente, capite? È, per così dire, un sauvage alla Rousseau, insomma, un buon sauvage, insomma, alla Rousseau, capite? Che va in Cina e la guarda, e cerca di capirla attraverso il suo sguardo. Vagamente sono un Bedecker, così, insomma, con indicazioni dove mangiare, eventualmente, capite? Ma non ha, diciamo così, una preparazione culturale, ma neanche quando va in Giappone, insomma. Il Giappone già stava diventando una cosa di un certo rilievo, ovviamente, anche se si era, ma anche la Cina era rimasta chiusa per tantissimo, no? Voglio dire, insomma, anche lì non conosce, non sa quasi niente di buddismo. Orecchia, è un orecchiante di genio, definizione di Arturo Martini dopo averlo conosciuto, quindi qui lo cito, Arturo Martini, che era molto intelligente, ha capito questo ragazzo, questo giovane è un orecchiante di genio, capisce al volo le cose, anche se non ha da studiare, cioè le percepisce così, le sente. Quindi la sensazione, capite, la sensibilità, come dire, l'esperienza diretta, perché non è, ecco, per esempio, adesso potremmo dire che il turismo, scusate questa piccola deviazione, ma nel caso di Comiso, che è stato un grande viaggiatore, che è stato in Cina, in Giappone, è stato in Russia, è stato nell'Europa del Nord, è stato in Spagna, è stato in Francia naturalmente varie volte a Parigi, è stato nell'Africa mediterranea, il Maghreb, ha viaggiato lungo il Mar Rosso, passando attraverso i canali di Suez, eccetera, eccetera, eccetera. No, uno potrebbe dire, insomma, è stato come dire, uno scrittore turista, insomma, non avendo una particolare preparazione, come fa? Non è così. Non si può neanche dire così, ma non per il fatto che poi egli utilizzi i suoi, diciamo così, le sue impressioni, il suo impressionismo, adopriamo pure la parola che per lui va benissimo, perché in fondo anche ci sono degli aspetti suoi che sono da scrittore impressionista, insomma, che un po' prende anche dalla lezione di grandi pittori impressionisti francesi, insomma. No, ma non è solo il suo impressionismo, ma è appunto il fatto che rispetto al turista, diciamo così, medio, quello che popola il mondo adesso, è guidato da un sapere come delle sensazioni, da un sapere distinto che proviene anche un po', come dire, dalla sua... Per esempio, egli si va anche nel porto dell'amore, come anche poi i giorni di guerra, ma anche nella raccolta Gente di mare, che è nel 28, dove ci sono i racconti ambientati nell'Alto Adriatico, quando viaggia con i pescatori di Chioggia in questo battello, il Pirosca, facendo delle bellissime avventure di loro che vanno in Croazia a far mercanzie, a vendere, a prendere, eccetera, bellissime, bellissime. Uno dei motivi del mio amore per Chioggia deriva, a parte che so dove andava lui anche a mangiare, anche da questi meravigliosi racconti di Comiso dedicati a Chioggia. Ecco, ma dicevo, insomma, lui fa riferimento a un sapere come ereditario che ha addosso, nel proprio corpo, e dice, nella mia condizione di italiano. Ora, naturalmente, uno potrebbe dire, vabbè, nazionalismo, adesso magari adopererebbero un'altra parola. No, non è questo, secondo me non c'entra nulla. Cioè è un'eredità anche di tipo fisiologico che lui sente molto, insomma, il rinascimento, il bello, il gusto, no? Cioè la patria del bello, no? L'Italia, patria del bello, no? Queste cose qua, insomma, lui le sente, insomma, le vive, le ha in sé. Questo è magnifico, questo, insomma. E perciò a volte anche se ne vanta, lo fa anche con stranieri, anche in un incontro per esempio proprio nel Porto dell'Amore con una giovane tedesca ne parla, e così anche poi in un taccuino così molto bello, insomma, che poi è stato pubblicato abbastanza di recente, è rimasto a lungo inedito, che si intitola Solstizio metafisico, insomma. Ecco, insomma, un po' se ne vada perché si ritiene, capite, un prodotto quasi fisiologico
del mondo italiano, della cultura italiana. E poi naturalmente in questa cultura italiana è la parte dedicata al Veneto, e il Veneto che è qualcosa di particolare in Commisso. Ecco, il Veneto, il Commisso è un'entità un po' a sé stante, cioè lui ne parla come no, di una nuova Attica. Dice una parte dell'antica Grecia superstite in Europa. Insomma, lui vede, per così dire, non so, la vita, anche il mondo contadino. Bisogna pensare che poteva vedere il Veneto di quegli anni, insomma, no? Quello che era ancora visibile, diciamo, fino agli anni 50, insomma, no? Fino agli anni 50, insomma, si può dire, insomma, o primissimi anni 60, insomma, no? Quindi lo vedeva come, capite, il Veneto naturalmente della grande pittura, insomma, primo tra tutti poi per lui Tiepolo, insomma, no? Per lui è il suo pittore, gli dedica una pagina meravigliosa proprio a Tiepolo, insomma, che è il pittore che gli ama di più, ed è molto singolare questo suo amore per Tiepolo, che è anche un grande, diciamo così, no? Illustratore di scene religiose per chiese, insomma, oltre che un pittore insomma, no? di infinità di cose, insomma, di palazzi, di palazzolati, cose, no? Viveva al Marana insieme al figlio, eccetera, insomma, un'infinità, ma è molto singolare, insomma. Ma lui si sente come un erede Io trovo che sia una cosa straordinaria questo aspetto, insomma, cioè il fatto soprattutto per un uomo che dava tanta importanza all'esperienza personale, no? Vedersi come diciamo, il frutto, come un albero nato su un determinato terreno, ed è questo il motivo per cui poi ritorna. Dopo il viaggio in Cina, no? Con i famosi denari ottenuti dal Corriere della Sera, no? Compra una proprietà a zero franco, no? E dichiara di volersi chiudere in 1 metro quadrato, il mondo ridotto a 1 metro quadrato, a zero franco, che per molti aspetti è un vasto territorio vicino a luoghi straordinariamente, ma anche un po' a sé stante, insomma, se volete. È una grande prateria, un po' anche se io l'ho conosciuto più tardi naturalmente, insomma, no? Però se volete è una prateria che può darci l'idea di certe praterie che vediamo anche in certi film dei cowboys, insomma, no? del Far West, insomma, perché ha questa vastità, no? Ha questo terreno così, insomma, no? Lui si ritira lì in un podere, in una casa, se la fa così, insomma, no? Mettere a posto dai suoi amici pittori e scultori, un po' che danno una mano, gli danno dei consigli, insomma, no? E poi si chiude lì volendo dedicarsi alla vita, diciamo così, dell'imprenditore agricolo, insomma. Poi in realtà non sarà proprio assolutamente così, poi gli verrà anche a noi. Ma perché compie questo gesto? Questo è un gesto. Questo è un gesto che corrisponde anche a lui, insomma, al suo sentirsi pianta. Lui dice: non vedevo gli uomini come alberi, ma lui si sente anche un po' così, insomma, dentro questo spazio particolare, insomma, no? È una grande lezione anche così proprio di dicotomia, anche proprio di antropologia, insomma, no? Di attaccamento all'identità ereditata in un'epoca che è ormai al confine del trapasso dell'identità nell'indistinto. È questo Commisso, sapete? È uno scrittore proprio così che sta lì al confine proprio di questo mondo. Noi lo sentiamo molto come un uomo di quel mondo anche, insomma, no? Però allo stesso tempo, per la sua vivacità, per la sua forza, per la sua genialità, per la sua anche
umanità che poi sconfina anche molte volte nel desiderio di essere un po' più che uomo, insomma, in certi suoi momenti così, insomma, no? Momenti così di estro artistico, creativo, insomma, no? Noi lo sentiamo così come uno scrittore che lascia, diciamo così, questa lezione, insomma, una lezione appunto che si riferisce, insomma, no? All'ereditarietà genetica, al fondo estetico proprio della tradizione italiana, fortissima, più che altrove, che l'Italia è per eccellenza la patria del bello, ma nel panorama della cultura occidentale. No, Leopardi c'è la patria del bello come figlia legittima della classicità, della Grecia, insomma, no? Che tra l'altro era qui trasbordata, insomma. Quindi è per eccellenza la patria. Qui il fondo, capite, artistico, estetico, il cattolicesimo, per esempio romano, che è un'espressione anche del fondo estetico del mondo italiano, a differenza per esempio del mondo della cristianità riformata, insomma, no? Basta entrare in una chiesa e vediamo, abbiamo citato Tiepolo, e vediamo l'immensa differenza. Se andiamo in una chiesa c'è il mondo delle immagini, della cultura, del bello, dell'estetica. E da dove viene l'estetica? Dal mondo greco. Viene dal mondo greco, sono loro i primi, sono loro i fondatori, insomma, no? Diceva poi un grande classicista, gli dei della Grecia forse non sono i più veri, i più giusti, ma certamente sono i più belli che mai mente umana abbia concepito, e non gli si può dare torto, e questo ha un significato, ha un grande significato, capite? Ecco, insomma, tutto questo, insomma, ci viene perciò è uno scrittore che io credo, insomma, io dicevo prima alla dottoressa Rossi, insomma, che il Meridiano Commisso è nato proprio, ma lo dico con molta franchezza perché è la pura verità, che Renata Colorni, a quel tempo direttrice di Meridiani, potrebbe immediatamente così, insomma, attestare, insomma, perché dopo le varie cose che io avevo scritto preparato per i miei sulle pagine, mi aveva chiesto: ma adesso cosa ti piacerebbe fare? Io dissi: mi piacerebbe fare un volume su Commisso. E perché, mi ha detto, rimanendo lei stessa un po' così condizionata, come per i primi lettori di Commisso, che dicevano: è un alieno, uno scrittore che non si può inquadrare, inclassificabile. Lo dice anche Benco, Silvio Benco, lo dice anche Sergio Solmi, che è anche molto bravo, nelle prime recensioni, che fa, è inclassificabile, non si sa dove collocarlo, insomma, no? E perché no? Perché le dissi: Commisso deve entrare a pieno titolo, come del resto già voleva Contini, nel canone della letteratura italiana, insomma, come uno scrittore, insomma, di importanza così, insomma, nazionale, insomma. Qui non è un problema, capite, di regionalismo, c'entra assolutamente nulla, anche perché la ricchezza della cultura italiana, come quella appunto del mondo greco, deriva dalla varietà. Come in Grecia c'era Tebe, c'era Sparta, c'era Atene, c'era questo, c'era quello, così nel mondo italiano c'era Milano, c'era Roma, c'era Venezia, c'era Napoli, c'era Firenze, c'è la ricchezza infinita di questo sublime puzzle. E in questo sublime puzzle, in un punto importante, insomma, no? del mondo veneto, che apporta come dire, una miniera straordinaria di oro culturale, no? Ne troviamo anche Commisso, insomma. Quindi mi fa piacere qui aver un po' ricordato, un po' sommariamente insieme a voi, insomma, riconoscendogli così questi suoi meriti e, diciamo, come dire, anche il legame che ancora così, insomma, no? Ci unisce a lui, in quanto suoi anche, come diceva Leopardi a proposito dell'Italia, suoi legittimi eredi. Io lo dico come veneziano purissimo, come mi chiamo, insomma, qui siamo in un mondo di legittimi eredi, capite? Anche, perché non anche? Naturalmente all'interno peraltro di una cultura che ha orizzonti vastissimi, no? Come quegli orizzonti che lui si era scelto anche nel suo metro quadrato, il mondo in un metro quadrato, sì, però poi la vastità della prateria,
la vastità della prateria e la vastità poi del suo sguardo, dei suoi viaggi, delle sue avventure ai confini del mondo, quando non andava quasi nessuno, che non è che passassero tanto facilmente per l'Africa, per la Cina, per il Giappone negli anni 30, ma scherziamo, insomma, alcune rare figure, e in Italia, cioè voglio dire, quando ancora per lo scrittore italiano, insomma, il massimo dell'azzardo del viaggiatore era, disse Arbasino un po' con tono, col suo tono sfottente, molto intelligente ma anche sfottente, al massimo era una gita in bicicletta a Chiasso, disse Alberto Arbasino negli anni 60 e 70, così insomma, no? Ma momento, pare che anche Arbasino ama, è stato premiato anche da noi del premio Commisso a Treviso, ed è venuto a dire delle cose molto belle su Commisso. Ecco, no, ma nel caso di Commisso no, nessuna gita in bicicletta a Chiasso, è andato a Pechino, è andato a Osaka, è andato nei luoghi più incredibili, insomma, no, capite, insomma, no? E quindi, insomma, lo ricordiamo anche per questa filiazione che vogliamo avere, insomma, ideale, ben si intende, da lui, insomma. Grazie.